quando eravamo, alla moschea dello sceicco Zayed qua ad Abu Dhabi, che praticamente abbiamo visto sopra di noi missili, sì, diciamo intercettati, quindi esplosioni con ovviamente boati e tutta la gente che fotografava e non si sapeva ancora, questo ti parlo era sabato mi sembra, e quindi non si sapeva ancora nulla, e si sentivano appunto sti boati, si vedevano in cielo diciamo, queste esplosioni e sì, la situazione è stata un po' preoccupante. Le esplosioni nella capitale degli Emirati Arabi, le colonne di fumo, il boato che squarcia la notte, la corsa a proteggere la figlia piccola. Doveva essere una vacanza con la famiglia ad Abu Dhabi, si è trasformata in un incubo. Nel racconto di Thomas Melan di Favaro Veneto restano impressi i momenti di paura vissuti nelle scorse ore, sulle loro teste missili ed esplosioni e il volo per l'Italia cancellato per la chiusura dello spazio aereo. E adesso siamo ad Abu Dhabi. In realtà ci hanno cancellato 2 volte il volo, ce l'hanno riprogrammato per il 5 notte. Per il momento è confermato, quindi le compagnie aeree riprogrammano il volo, ma non sapendo proprio diciamo per un loro comodità, ma in realtà non sanno quando riapriranno lo spazio aereo. Quindi, spero di ripartire, il 5 notte, però non si sa ovviamente. A causa della situazione a livello internazionale, il gruppo Save fa sapere che presso l'aeroporto di Venezia sono stati cancellati i voli per Dubai e gli Emirati Arabi Uniti, Doha in Qatar e Tel Aviv in Israele. Al momento sono 8 i voli cancellati su 18 frequenze settimanali previste. Tutti i passeggeri interessati sono stati preventivamente avvisati e assistiti dalle compagnie aeree, così nel comunicato stampa del gruppo Save.